Buone notizie arrivano finalmente per la strada statale Agrigento-Palermo, riaperti 8 km della statale 121. È un tratto strategico, i lavori addirittura di arrivo previsti entro il 2024. Con l'apertura di oggi di questo tratto di 8 km sul territorio di Vicari della statale 121, ci si avvia verso la totale fruibilità della Palermo-Agrigento, che sarà totalmente accessibile entro l'anno. Si concretizza così un impegno preso dal governo Schifani e dall'ANAS al momento dell'insediamento. L'intervento compiuto è un'opera strategica che rientra nell'ambito dei lavori per l'ammodernamento di questa strada, in particolare del tratto Palermo-Leccara-Fritti a doppia carreggiata. Questo quanto affermato dall'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, che ha partecipato a un sopralluogo tecnico del tratto di carreggiata lungo la strada statale 121 in direzione di Palermo dal bivio Manganario al bivio Vicari con i vertici della stessa ANAS. Rendere fruibile l'accesso ai collegamenti nel cuore della Sicilia verso Agrigento entro la fine di quest'anno rappresenta un obiettivo chiaro per il governo regionale, continua l'assessore Aricò. Dal 2021 è iniziata una ripresa dell'attività di cantiere che ha consentito il completamento e l'apertura al transito di nuovi parti di tracciato stradale, ammodernato e l'alleviamento del traffico. È una risposta ai siciliani che attendono questa strada di collegamento da oltre 10 anni, ma anche un obiettivo fondamentale in prossimità dell'avvio dell'anno 2025 di Agrigento, capitale italiana della cultura, degli appuntamenti a seguire come il Giubileo 2025 che porteranno in tutto il territorio agrigentino migliaia di turisti e pellegrini. L'importo complessivo dell'investimento, ha comunicato l'ANAS, per ammodernare i 34 km di statale è stato di 375 milioni di euro.